Venerdì 29 novembre, alle ore 18, la libreria La Bassanese di Bassano del Grappa ha ospitato un nuovo appuntamento della rassegna La Perilibro. Protagonisti della serata sono stati lo storico Paolo Pozzato e il generale Basilio Di Martino, che hanno presentato il libro Carri armati contro baionette, un'opera che getta nuova luce sulle origini sconosciute della Seconda Guerra Mondiale. È talmente poco conosciuta che un grande storico inglese, Alistair Horn, nell'ultimo libro pubblicato in italiano, dedica una parte proprio a questa battaglia e lui, inglese, esordisce dicendo che è poco studiata, laddove in realtà l'hanno studiata, al di là dei russi e dei giapponesi, solo gli inglesi. Quindi se Alistair Horn ha il coraggio di dire che è poco studiata, è realmente poco studiata, da noi è pressoché sconosciuta. Una battaglia, diciamo anche dagli aspetti tecnici particolari, cioè un confronto fra due popolazioni che hanno due filosofie diverse. Certamente sì, e sono anche due filosofie diverse del combattimento. Una dimensione più tecnica, quella sovietica, del resto in linea con quella che ha l'immagine dell'uomo sovietico, e una dimensione più eroica, tra virgolette, della giapponese, in cui c'è questa forza morale che deve prevalere sulla forza materiale. Questa è un po' una delle caratteristiche della Seconda Guerra Mondiale, se si guarda in generale al confronto tra le potenze dell'asse e quelle alleate. Nella PowerPoint di presentazione del libro, che ovviamente stasera non vedrete, io inizio con un'immagine di Jurassic Park. Perché? Perché il problema di Jurassic Park non sono i dinosauri, sono il fatto che nessun sistema complesso può essere previsto nelle sue evoluzioni. Ora, quello che accade nella Seconda Guerra Mondiale, quello che rischia di accadere anche oggi, è che un intervento limitato, un conflitto regionale, possa, incastrandosi in vari altri aspetti, diventare una guerra generale, addirittura in questo caso sarebbe la Terza Guerra Mondiale. In tema della guerra aerea, durante l'incidente di Nomonan, come è noto nei libri di storia, e anche in questo caso, come più in generale nella cultura militare dei due popoli, il confronto da due approcci francamente diversi. Da parte sovietica c'è una tendenza a utilizzare macchine costruite in metallo, pesanti, fortemente armate. Da parte giapponese si tende a privilegiare la manovrabilità. Un altro elemento che soprattutto oggi è di grande attualità è quello dei numeri. Anche la guerra aerea è un fatto di numeri. I giapponesi avevano ottimi piloti con un elevato livello di addestramento superiore a quello dei sovietici, ma ne avevano pochi. E quindi rapidamente hanno esaurito le loro capacità di combattimento. Una guerra è sempre una guerra di logoramento.